Con Marino Zamboni del Comitato Brenta Sicuro di Codevigo. Voi sabato avete un appuntamento importante, è un appuntamento per ricordare un avvenimento che ha caratterizzato e colpito duramente il nostro territorio, ma anche che vuole essere un po' un promemoria, un momento per mettere un po' i puntini sulle i su quello che riguarda la difesa idrogeologica del nostro territorio. Certo. Questa iniziativa ha una doppia valenza, e quella certamente è di ricordare un evento tragico, perché saremo nell'esatto punto di rottura del Brenta nel 1966, in via Zena, ma anche di monito per quello che è il nostro futuro che ci attende, che è un futuro di incertezza per quanto riguarda il nostro assetto idrogeologico. Noi vogliamo che siano fatte le opere di manutenzione necessarie dei nostri fiumi, e in particolar modo sia completata l'idrovia, che consideriamo un'opera fondamentale per la soluzione del problema idrogeologico dei nostri territori, del nostro bel Veneto. Ecco, sabato cosa farete allora? Sabato noi ci troveremo sull'argine, l'esatto punto, dicevo, di rottura del Brenta, e avremo parecchi relatori, quindi ci sarà il nostro comitato, ci sarà il sindaco di Codevigo, una rappresentanza dei sindaci del Padovano e del Veneziano. Speriamo ci siano molti sindaci che faranno sintesi di quella che è il problema. Poi abbiamo l'assessore regionale Conte, abbiamo l'eurodeputata Elisabetta Gardini e abbiamo l'eurodeputato ancora Andrea Zanoni e la De Pin, che è una senatrice della Repubblica.